La villa di Cordignano, in programma la 75esima edizione del Giro del Belvedere, categorie internazionali, Under 23 per questa prima delle tre prove del internazionali primavera del Prosecco di OCG superiore. Si corre a Villa di Cordignano nel classico percorso delle conche per quanto riguarda la prima sezione del percorso e poi nelle finali due volte sul Montaner con l'impegnativa salita del Canalette. Anche questa si preannuncia un'edizione quanto mai importante, 3/4 di secolo con la Pro Belvedere con Gianfranco Carlette e Efren Chies che sono i motori dell'organizzazione di questo appuntamento e che hanno avuto alla partenza quest'anno ben 184 corridori che vediamo già alla presentazione. Prima della partenza della competizione gli atleti si dovranno misurare per 10 giri sul tradizionale circuito delle conche, sono 12 km e 100 metri, poi nelle finali invece due giri, come già dicevo in precedenza, di 16 km e mezzo ciascuno con la salita del Montaner a quota 313. 154 i chilometri complessivi dunque per questa giornata. Nel frattempo con le immagini ci soffermiamo sul gruppo già schierato per la partenza in quella che potremmo definire la competizione promossa, patrocinata dal comune di Cordignano e del sindaco Roberto Campagna, che vediamo con la bandierina a scacchi pronto per dare la partenza ufficiale alla competizione. Sono 32 le formazioni che hanno confermato, per meglio dire, la loro presenza a questa importante competizione a carattere internazionale. Di queste 17 sono italiane, 15 le formazioni straniere, fra le quali alcune formazioni continental come Katusha, Astana, BNC, che hanno dato un tono di internazionalità importante alla manifestazione. Scorre già il primo giro, vediamo già un primo tentativo di sganciamento, un corridore kazako classe 94, è la prima stagione dunque da dilettante, e Okisev che prova alla lungo proprio sulle conche, sulle salite che caratterizzano questo tradizionale percorso di gara. Ci si ritrova in questa località da sempre il lunedì di Pasqua, e quindi anche un momento per l'uscita fuori porta degli appassionati di ciclismo e non solo. Dalle retrovie su Okisev troviamo anche Riccardo Ghezzo della Gaia Plaste, un corridore veneziano di Mestre classe 93, assieme a lui anche Miskolin sloveno, primo anno anche per Miskolin, gareggia con la Radenska. Mentre con le immagini torniamo ancora in una situazione importante della corsa, quando da un gruppetto forte di 12 corridori nasce l'azione che poi caratterizzerà l'intera competizione, ed è Muller, formazione nazionale australiana, classe 91 per questo corridore, che è stato anche vice riserva nel campionato del mondo nella specialità del quartetto. Va ad allungare e a selezionare il lotto dei partenti, dove c'era anche Conne, Troia, poi Seni, Davidenko, lo stesso Cigala, Denz, poi anche Egner, Raisp nel pelotoncino che ha selezionato il gruppo. Siamo già però al primo passaggio sul Gran Premio della Montagna, il primo dei due giri, dove appunto l'australiano Mullen passa al comando. Dopo la veloce discesa siamo già al suono della campana, ed è Kuhn dei BMC, un atleta svizzero classe 93, alla seconda stagione da under, che aggancia la testa della corsa, e questi al passaggio del suono della campana si avviano per l'ultimo giro. Sono 16 km e mezzo che caratterizzano il circuito, la seconda sezione del percorso di gara. Intanto però da dietro c'è chi cerca di prendere posizione come Ovson, lo stesso Zurlo, poi Salvador
Contador che è corridore di casa, Petelin, Zurarev, Borso, c'è anche Zordan, c'è anche Andretta che nella parte finale della corsa gli atleti della Zalf cercano di chiudere su questa azione dove ancora l'australiano Mullen fa il bello e il cattivo tempo. Poi giù in picchiata, in discesa, dove troviamo un'altra situazione particolarmente interessante con Silvio Erlox, atleta tedesco, classe 94, è il primo anno, che cerca di agganciare i due al comando. Infatti il finale si presenta con un terzetto a giocarsi le battute conclusive. Erloz che ecco qua infatti che parte lo sprint. Erloz è rientrato, parte lo sprint dopo la curva che mette sul rettifilo ed è Stephen Kung di BMC che vince netto su Silvio Erloz. Al terzo posto Mullen. Osserviamo fra poco, osserveremo insieme anche lo sprint che vale il quarto posto, scusate, sullo sprint del gruppo, mentre la nostra regia ci propone ancora l'azione rallentata su Stephen Kuhn, un corridore nato nel 93, la sua prima vittoria da dilettante, mentre eccoci qua con lo sprint per il quarto posto a 32 secondi. Andrea Zordan regola Urson, Vilela, Bozko, Akimov, Petilli e il decimo posto per Mischianti. Le immagini ora sul podio, sul cerimoniale di questa 75esima edizione del Giro del Belvedere da Villa di Cordignano. Una giornata straordinaria, interessantissima. Ecco che arriva appunto il vincitore Stephen Kung, BMC, che va a salutare i suoi diretti avversari. Una gran bella vittoria da incorniciare proprio.